Ci ritroviamo in questa bellissima location per chiudere il nostro anno in Nerino 2021-2022, anno che è stato ricco di soddisfazioni, di impegno e che ha comunque visto anche gratificanti risultati per quanto riguarda i service, che è uno degli nostri scopi principali che ci eravamo proposte. Sono state fatte tutta una serie di iniziative anche a livello culturale in città, quindi anche collocando il nostro club all'interno del tessuto cittadino in una misura, io mi auguro, insomma, come posso dire, di riguardo, e promuovendo fra l'altro 4 conferenze culturali con relatori di eccezione, e devo anche dire che sono stata comunque eletta presidente anche per il prossimo anno, quindi sarà una presidenza in continuità con quello che è stato fatto quest'anno, con novità per quanto riguarda, insomma, riportare un po' le cose del passato al presente con uno sguardo al futuro. Quale futuro ancora non posso svelarlo perché fa parte del prossimo programma di cui nessuno sa ancora nulla. Stasera ci sono comunque 3 service molto importanti che verranno consegnati. Uno è per l'AIL di Venezia, con il presidente dell'AIL, il dottor Giovanni Agliata di Montereale. Il secondo è per l'Università della Terza Età con la presidente Irene Favaretto, e il terzo è con Laguna Veneziana, rappresentata dal vicepresidente dottor Davide Prevedello. Le motivazioni di questi service saranno letti appunto in una seconda fase, ma per il momento questo penso sia tutto e anche abbastanza.